Nostra gente. Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, quanto costa un certificato medico e quando si deve pagare, quando invece non si deve pagare? Perché voi sapete che i medici di base sono diventati delle aziende, spesso sono anche delle SRL, e quindi devono fare cassa. Quindi molto frequentemente mettono a pagamento o fanno finta anche di non sapere o di ignorare una certa normativa, come succede a me col mio medico di base, col quale mi sono arrabbiata più di una volta. Allora, quanto costa un certificato medico e quando si deve pagarlo? C'è una normativa precisa. Il rilascio di un certificato medico da parte del medico di base dipende dal motivo della richiesta, essenzialmente questo è il punto. Quindi per evitare sorprese, vi consiglio di informarvi in anticipo perché il Servizio Sanitario Nazionale copre determinati certificati, mentre in altre situazioni le prestazioni sono non convenzionate e quindi a pagamento, non convenzionate con lo Stato e quindi a pagamento. Due dati, secondo Altro Consumo, dati del 2025, circa il 66% delle certificazioni sportive non agonistiche richieste al medico di famiglia è rilasciato a titolo gratuito, mentre per il resto i costi oscillano tra 30 e 60 euro, ma anche di più. Alcuni hanno IVA, alcuni non hanno IVA, poi lo vediamo. Alcune strutture come le palestre, per esempio, o centri privati offrono dei pacchetti con visita ed ECG intorno a 35-50 euro con una media diciamo dei 40. A volte invece l'ECG è escluso, per cui attenzione, meglio chiedere. In pratica se il certificato è per attestare malattia, come in caso di assenza dal lavoro o per altri scopi istituzionali, spetta al servizio sanitario tramite il medico di base, il medico convenzionato. Se invece serve per attività sportiva non agonistica, perché per quella agonistica ci sono i centri specializzati regionali, gratuito il certificato per i minori, ma bisogna recarsi nei centri specializzati, mentre qui stiamo parlando di attività sportiva non agonistica, il certificato che una volta si chiamava di sana e robusta costituzione. Ecco, in questo caso il rilascio è a pagamento in regime di libera se il medico di base opera in regime di libera professione, perché possono operare in regime di libera professione. Invece per attività scolastiche, per esempio dovete fare una gita, una gara di nuoto con la scuola o una gita di sci o una gita in montagna, la scuola vi richiede questo certificato. In quel caso è gratuito. Oppure per i minorenni o i disabili aderenti a società sportive iscritte al CONI. In questi casi, allora ecco quando e quanto si paga un certificato medico in dettaglio. Intanto col termine certificato medico si intende un documento scritto che ha un valore legale che comporta per il medico che lo compila una serie di obblighi e di responsabilità legali di vario ordine e grado. Quindi non è una semplice carta firmata dove attesta che siete in buona salute. Qual è la normativa di riferimento? Allora, dove si evincono la serie di certificati e dove si evince quelli che sono gratuiti e quelli che sono a pagamento. Si chiama accordo collettivo nazionale. Cioè è un contratto che regolamenta il lavoro del medico di medicina generale e qui appunto vengono indicati i certificati che sono compresi nell'attività convenzionata con lo Stato oppure invece se sono a carico dell'utente. Allora, i certificati a pagamento che in ogni caso vanno fatturati, perché poi c'è una detrazione fiscale, anche se ridicola, però vanno comunque fatturati. Non accettate robe in nero, perché il medico, il mio,
non faccio il nome, ma lo farei volentieri perché è un po' l'estofante, e questo appena ti vede ti dice: "Ah, con fattura tot, senza fattura tot". In più, guardatevi anche dagli studi medici che hanno medici in regime privato, che vi visitano, vi fanno o si propongono per le visite specialistiche. Voi comunque chiedete, perché a ogni piè sospinto, no, ti mettono lì: ma se vuole se vuole annullare le liste d'attesa, ah guardi, per questa ecografia ci vuole 1 anno e mezzo, ma se vuole il medico dello studio gliela fa in 1 minuto". Ecco, allora voi pretendete che il medico di base vi rilasci comunque l'impegnativa. Voi andate a casa con l'impegnativa per il Servizio Sanitario Nazionale, telefonate, in Regione Lombardia c'è un servizio comodissimo telefonico, telefonate, se la visita non è urgente potete comunque pagando il ticket sostenerla con il servizio sanitario, altrimenti fate sempre in tempo a rivolgervi a un medico, a un servizio privato. Allora, i certificati a pagamento che dicevo vanno fatturati, quali sono? Allora, sono l'idoneità fisica per l'attività sportiva non agonistica, al di fuori, come dicevo prima, dell'ambito scolastico. L'esonero scolastico dalle lezioni di educazione fisica per qualche motivo particolare. Questo è un certificato che si deve pagare. Una dieta personalizzata per alcuni frequentanti le mense scolastiche, anche questo si deve pagare. L'idoneità psicofisica al rilascio del porto d'armi e patente per ciclomotori. Idoneità psicofisica a frequenza di soggiorno climatico o in colonia. Infortunio sul lavoro, solo in assenza di convenzione INAIL, attenzione, certificato medico per il riconoscimento dello stato di invalidità e condizioni di handicap, legge regionale 4/2008 in Regione Lombardia. Solamente in alcuni casi però i certificati sono anche soggetti a IVA. Ne è un esempio il certificato di infortunio ad uso assicurativo privato, come pure il certificato per il rinnovo del contrassegno invalidi. Ecco, questi sono a pagamento. Il costo può variare in base alla tipologia di certificato, alla zona geografica e alla modalità di rilascio, quindi ASL, medico di base o specialista privato. Se il certificato è a pagamento, il costo può includere la tariffa professionale del medico, l'IVA al 22 se si tratta di una prestazione non sanitaria in senso stretto, per esempio certificati per assicurazione, patente o invalidità. In Italia i medici si basano sulle tariffe consigliate dagli ordini provinciali, ma hanno la facoltà, appunto essendo aziende private, di discostarsene entro certi limiti. Chiaro che se vi chiede 600 € c'è qualcosa che non va. Per questo motivo lo stesso certificato può avere un prezzo diverso da una città all'altra. Chiaro che a Milano costerà ben di più che non a Caltanissetta, e anche da un medico all'altro, quindi prestate attenzione a questo. Quindi lo potete anche un po' contrattare, se vi sembra troppo caro. Ecco quanto costa un certificato medico in media. Questi sono dati del 2025. Allora, per idoneità sportiva non agonistica, fuori dall'ambito scolastico, 30-35 €. Anamnestico per rilascio rinnovo patente, 49 € più IVA in questo caso, quindi 60 €. Chissà perché la patente è un lusso e costa 1.500 € poter fare una patente per un diciottenne. Una follia, perché quasi 80% sono tasse. È una follia, veramente una cosa a cui bisogna ribellarsi, unica in Italia peraltro. Certificato INPS per invalidità civile, telematico, questo costa 130 € di media, è tantissimo. IVATO, anche qua c'è l'IVA, certificato generico per esempio per attività assicurativa da 40 a 70 €, certificato di gravidanza se rilasciato privatamente 55-70 €. Allora, il certificato di gravidanza è il documento che attesta lo stato di gravidanza della donna e che è utile per l'astensione obbligatoria dal lavoro,
quindi per la maternità, eventuali esenzioni specifiche come l'esonero dall'uso delle cinture di sicurezza in automobile. Nel 2025 questo certificato è gratuito se rilasciato da consultorio familiare pubblico, ambulatorio specialistico della ASL. Se invece viene richiesto al ginecologo privato o al medico di base, il costo può aggirarsi tra i 55 e i 70 euro, soprattutto se non è contestuale a una visita già programmata. Ecco, il medico del lavoro a cui i datori di lavoro, è successo a me, devono ricorrere per il certificato di gravidanza, chissà come mai è a pagamento. Quindi le imprese sempre tartassate a ogni piè sospinto. Perché è equiparato a un ginecologo privato, o al medico di base, anche lui è un privato, e quindi il costo può aggirarsi, come dicevo, tra 55 e 70 euro. Per riassumere, oggi il costo di un certificato medico oscilla tra i 30 e i 135 euro, che è tanto, a seconda della tipologia di documento richiesto, della presenza o meno dell'IVA, del professionista che lo rilascia. Quindi prima di fissare un appuntamento conviene sempre chiedere al medico stesso o allo studio dove vi rivolgete se la prestazione è convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale. Ricordo a tutti i contribuenti che il Servizio Sanitario Nazionale è già strapagato con le nostre tasse a monte. Quindi uno di questi certificati che ci fanno pagare 130 euro, così pure come il ticket sanitario su altre visite, praticamente ci costa a noi contribuenti 500, 600, 800, a dir poco. Quindi scandaloso che ci sia anche da pagare questo balzello. Comunque così è. Quindi niente, prima di fissare un appuntamento oppure già al telefono conviene sempre chiedere al medico se la prestazione è convenzionata oppure se ci sono anche dei costi aggiuntivi, perché a volte ti dicono sì, la visita costa tot, poi però arrivi lì e c'è l'ECG escluso, c'è l'IVA esclusa, ci sono altri accertamenti inclusi in quella prestazione che non ti dicono al telefono. Quindi anche lì chiedere sempre tutto. Allora, detrazione dei certificati medici di quest'anno 2025. Si possono detrarre? Sì, si possono portare in detrazione nel modello 730 del 25 le spese sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi. Vediamo cosa dice la simpatica Agenzia delle Entrate, che ha fornito delle delucidazioni in merito. Il rilascio di certificati medici per uso sportivo, quindi appunto quello che si chiamava buona, sana costituzione, rientra tra le prestazioni mediche generiche. Ne consegue che è possibile ottenere una detrazione pari al 19%, che bello, salta fuori il caffè del mattino al bar, della spesa sostenuta. Naturalmente anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la franchigia di 129,11 euro. Qui leggo testualmente, a me questo non risultava, ma prendo atto anch'io di questa franchigia. Non è invece prevista una spesa massima detraibile. Per quanto invece riguarda il pagamento in contanti, in linea generale il pagamento deve avvenire con sistemi tracciabili, quindi versamento bancario, postale, bancomat, eccetera. Fanno eccezione le spese per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che per cui si può anche ottenere la detrazione anche col pagamento in contanti, purché la struttura se o è pubblica oppure privata, ma deve essere accreditata. Ecco, però quello che fa testo non è tanto il pagamento quanto la fattura. Naturalmente il servizio pubblico la rilascia immediatamente. Ecco, conservatela e presentatela per il 730. A questo punto occorre ricordare quali sono le prestazioni mediche generiche per le quali è possibile avvalersi della detrazione delle spese al 19%. Le spese mediche generiche ricomprendono anche i farmaci
anche talvolta omeopatici, il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, tutti i certificati medici in genere per i quali è previsto un pagamento. Si ricorda che le detrazioni devono essere calcolate sulla spesa effettuata e vanno a diminuire le imposte dovute. Quindi viene detratta dalle imposte, non detratto dall'imponibile. Ecco, la differenza tra detrazioni e deduzioni, ma non è il mio mestiere, quindi evito di entrare nel merito. Ne deriva che in molti casi consentono di ottenere un rimborso IRPEF. All'interno della dichiarazione dei redditi, la detrazione per le spese mediche devono essere indicate nel quadro E, sezione 1, rigo E1. Ma non addentriamoci in questo perché ci deve per forza in Italia pensare un commercialista o un CAF che compila il nostro quadro E, perché altrimenti noi sbagliamo e incappiamo, e anche questa è un'anomalia del tutta italiana, che ci voglia per forza, anche per denunciare un reddito da pensione o una cosa banale, dobbiamo ricorrere a uno specialista. Ecco, a questo punto occorre ricordare che per la sola dichiarazione dei redditi 2025, anno di imposte 2024, naturalmente è previsto un limite alle detrazioni fiscali. Chi ha un reddito superiore a 50.000 euro sconta una franchigia di 260 euro per le detrazioni previste dall'articolo 15 del TUIR. Si tratta delle detrazioni con aliquota al 19%. Il taglio non si applica alle detrazioni per le spese mediche e sanitarie. Ecco perché sono stati introdotti dei tagli alle detrazioni. Bene, questo tra l'altro lo possiamo anche chiedere, se qualcuno è interessato, ai nostri amici avvocati che sono molto esperti in questa materia. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a giovedì prossimo con Largo ai bambini e Francesca Corbella.